Eccoci mister, 1-0 di sofferenza ma anche di grande volontà, una vittoria importante che dà non solo morale ma mantiene anche una classifica alta. Sì, noi sapevamo che Faro era una squadra pericolosa, difficile da affrontare, si è visto anche sul campo. Io sono soddisfatto soprattutto della prestazione dei miei ragazzi perché continuiamo a far bene, continuiamo a fare buone cose, siamo ordinati, siamo attenti e facciamo quello che proviamo, i ragazzi hanno le idee chiare. Questa è un po' la nostra arma vincente. È chiaro che poi dipende anche molto dagli avversari. Oggi secondo me noi siamo stati bravi a non aver fretta, siamo stati bravi a essere attenti, magari siamo stati forse meno brillanti di altre partite, però abbiamo saputo anche valutare bene l'avversario per andare avanti in modo da essere efficaci nel momento giusto. Un pizzico di cinismo che non guasta, perciò la praticità equivale in questo caso anche alla maturità della squadra. La partita, lei dice, spesso viene fatta da episodi, gli avversari hanno recriminato su un rigore forse non dato, lei come l'ha vista? Ma secondo me non era rigore. Per quanto riguarda il gol che abbiamo fatto, secondo me è stata una grande giocata, una grande azione, e poi Roberto chiaramente ha di questi colpi e è riuscito a fare gol, però secondo me è stata la prestazione della squadra che mi piace perché rischiamo poco, giochiamo, siamo sempre aggressivi, sappiamo anche attendere, sappiamo anche un attimino difendere, non andare sempre 100 all'ora, cosa che non si può fare. Sì, quarta partita in casa, quarta vittoria, domenica la prima in classifica a Martellago che ha vinto oggi contro il Porto Mansuet, cosa si aspetta? Noi ci aspettiamo una settimana di allenamento in grande tranquillità, la partita di domenica ci penseremo domenica naturalmente. Volevo dedicare personalmente questa vittoria a Luca Traverso, che è un nostro grandissimo sostenitore oltre che speaker. Lo volevo dedicare perché lui venerdì mi ha fatto un piccolo regalo, volevo